Sì, su questa sede noi contiamo di arrivare a 1000-1100 vaccinazioni al giorno. Io ringrazio il sindaco di Asolo e i sindaci che ci mettono a disposizione questa scuola che direi è stupenda, comoda, con la possibilità di parcheggio, e quindi possiamo veramente implementare il numero di vaccinazioni, perché come vedete la corsa alla terza dose, la dose booster, è fondamentale per preservarci tutti dal contagio. Beh, guardi, noi stiamo arrivando ormai a 500-600 prime dosi, sapete che l'accesso è diretto, la gente che fa la prima dose può venire senza prenotare, le terze dosi, le booster, devono prenotare, però devo dire che stanno aumentando, questo è un buon segno, perché evidentemente le persone si stanno rendendo conto che l'unico modo per uscire da questo inferno sia proprio quello di vaccinarsi. Allora, l'azienda sanitaria ha chiesto la disponibilità di avere un luogo. Noi abbiamo pensato a questo perché è baricentrico su tutto il territorio, non solo sull'Asolano e la Pedemontana, ma anche verso la Montegliana e parte alta della Castellana. E una scuola, un'ex scuola chiusa nel 2016, perché i bambini che erano qui sono stati spostati nel plesso unico di nuova costruzione. Una scuola senza barriere architettoniche, tutto su un piano con ampi spazi, ampi corridoi, aule a disposizione, parcheggi a disposizione, perché abbiamo fatto vedere questa scuola al Dipartimento Prevenzione e dal momento in cui è stato deciso di aprire qui lo IUB vaccinale, in meno di 8 giorni è stata riattivata dal sistema elettrico al riscaldamento, a tutto ciò che era necessario per l'attività vaccinale. Al lavoro sono qui anche dei volontari della Protezione Civile del Rotary provinciale, Protezione Civile del Comune di Asolo. Ognuno di noi cerca di fare la sua parte per uscirne quanto prima da questa epidemia e da questa pandemia. Anche i dati statistici dicono questo, nel senso che per quanto riguarda ad esempio il Comune di Asolo siamo il 10% sotto rispetto alla media provinciale della popolazione vaccinale. Questo è un dato abbastanza preoccupante. Aprire un centro vaccinale ad Asolo è un servizio che viene dato a tutto il territorio dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa e non solo. Molti dei nostri concittadini avevano difficoltà a raggiungere fisicamente altri IUB vaccinali e rinunciavano alla vaccinazione. Tant'è che nel momento in cui è stata messa in rete la possibilità di prenotare la vaccinazione in questo centro, nel giro di poche ore è andato completamente, sono stati tutti prenotati e andiamo già dopo il 20 di dicembre per disponibilità. Questo vuol dire che era un servizio assolutamente richiesto. Tra l'altro farlo ad Asolo, farlo sulla Pedemontana è anche un segno forte dal mio punto di vista, perché lo apriamo in ciò che viene definita anche la terra dei Novax, che in realtà non è proprio così. E è importante l'apertura di questo centro perché davvero era troppo decentrato Vedelago e rischiavamo che molta gente non andasse, molti anziani già avevano manifestato difficoltà e la poca voglia di fare un viaggio per andare a fare la terza dose. Quindi l'apertura di questo centro è stata fondamentale, ringrazio Asolo, ma ringrazio anche tutti gli altri comuni che già da un anno stanno dando disponibilità per avere posti dove fare le vaccinazioni, per cui è stato importante aver avuto il coraggio di aprire, perché le prenotazioni e quello che sta cambiando anche in questi giorni su Asolo dimostrano che serviva. Sì, faccio la terza dose, essendo insegnante ho fatto già le prime 2 dosi di AstraZeneca e oggi faccio la terza dose di Moderna, metà dose. Invito tutti a vaccinarsi perché veramente è un'opportunità grande per riuscire a fermare questo virus che tremendamente sta bloccando la nostra economia e il nostro paese. Quindi anche i più indecisi, davvero l'invito forte è quello di vaccinarsi, di credere nella scienza e in quello che questa scienza può aiutarci a superare questo momento.